situazioni diverse. Aspettiamo che arriva un po' di gente, ma in realtà io comincio con questa, diciamo, una mini analisi di quello che la mogliera ha scritto per me mentre io raccontavo la partita, e cioè già ci siamo, che i potenti mezzi. Allora, mamma mia, benvenuti amici bellini sul canale, iscrivetevi al canale, lasciate i like, io non posso controllare i like, adesso vediamo se riesco a leggere anche i vostri messaggi, come funziona qua. Da cellulare è un po' difficile, ma faremo il possibile, così, all'istumento, no, uguale a highlights, niente di che. I messaggi, vabbè, insomma, la partita vera. Ora ricordiamo che ci tengo a dire una cosa, che la telecronaca fa il suo perché, e durante certe partite, ecco, vedi, i like per la live in trasferte europee, bravo, Maron Rogar, aiutaci tu, esatto, caro Peppe, ti abbraccio tutti, abbraccio Armando, abbraccio gli amici che mi hanno incontrato, alcuni amici bellini che mi hanno incontrato in questi pochi giorni napoletani di Isole. Ci siamo scritti subito il pressing di Khedira, un pressing in generale di tutti che danno delle occasioni per il Napoli. Buonasera Bra, buonasera Alessio. Non ho nessuna possibilità di entrare in live perché da telefonino non sono in StreamYard, quindi non posso invitare nessuno, ma questa vacanza è praticamente agli sgoccioli, quindi rientriamo in Emanuele Simeoli, 40 mesi di fedeltà assoluta. Bene, buona la seconda, buona la terza amichevole. Buonasera Alessandro, Brochencocci, Brochenocci, insomma, partita vera perché? Perché si è pure infastidita la partita, si è diventata anche un po' cattiva a un certo punto. E sulla TV non c'era il collegamento. Allora, mi piace dire questa cosa, amico mio, chi sei? Santas, hai ragione, facciamola sta segnalazione per OneFootball, perché ovviamente io ci tengo a questa cosa, che tutti la potessero vedere, eccetera, eccetera. Ho avuto lo stesso problema. Su TV tu scarichi l'app, metti il tuo account e tutto, non c'era la partita. Solo tre clean sheet di seguito, tra l'altro terza vittoria consecutiva, cosa che non poteva funzionare mai l'anno scorso, e invece terza vittoria consecutiva, ovviamente, come diceva bene anche il buonissimo, l'ottimo Francesco Perrone. Vi dico subito, sì, non c'era il link per la partita, c'era però per esempio già il link per le partite col Brest, le partite col Girona, c'erano gli highlights delle partite vecchie, non c'era la partita di oggi. E io per poterla vedere in TV ho trovato un modo alternativo, cioè l'ho fatto partire dal tablet e poi dal tablet io ho detto manda alla TV il segnale. E sono tutti accorgimenti che magari chi è abituato a smanettare li trova, però un'app dove tu paghi non devi assolutamente dover fare tutto questo, quindi male, partiamo male con OneFootball. Comunque sia, arriviamo alla partita perché partiamo con la formazione base dove Conte mischia ancora un po' le carte, ma ci sta da capire quelli che sono arrivati dopo, alcuni più pronti, alcuni meno. Per esempio Buongiorno lo abbiamo visto nel secondo tempo. Quindi il Napoli parte con Meret, Di Lorenzo, Braccetto, quindi quello che abbiamo detto negli altri video, che già si comincia a vedere Di Lorenzo Braccetto. Non si è visto però un gong a tutta fascia, lo abbiamo visto sotto punta, come è normale che sia. Quindi difesa 3 con Di Lorenzo, Rachmani e Nathan. Parliamo di Nathan estensivamente stasera, senza dare dei giudizi definitivi, perché non si devono dare. Parliamo della partita nello specifico e nel momento del ragazzo. E mi piace ribadire quello che era la mia idea iniziale, cioè fatti la preparazione con Napoli, fatti un inizio con 4-0. Esatto, Angioletta, senza dubbio. Fatti la preparazione con Conte, sviluppa delle cose, magari migliori su certe cose, però poi vai a giocare da qualche altra parte, perché
Nathan mi è sembrato molto molto più macchinoso del solito. Può essere anche la preparazione, sicuramente le lunghe leve, un motore importante, però perché ho iniziato parlando della telecronaca, quello che Carlo Alvino dichiarava cattiveria agonistica era controlli scarsi, controlli dove ti allunghi il pallone e dopo devi andare in faccia all'avversario, scivolate per cercare di recuperare. Insomma, la cattiveria agonistica sì, ci sta, l'abbiamo visto, la voglia di stare addosso all'avversario, di recuperare il pallone alto, sì, però abbiamo visto anche tanta imprecisione nei controlli, che speriamo che sia semplicemente dovuta alla preparazione pesante che comunque stanno facendo, e quindi nello specifico Nathan, voi state parlando adesso di Alvino, dà un po' fastidio per un amichevole di questo tipo l'esaltazione, Madonna mia, è più forte, dà fastidio, a me ha dato fastidio, però questo è il suo modo di fare e lo dobbiamo rispettare. Ovviamente, come per tutti gli altri, ci piace vederlo, segnaliamo Kvara col 77, che è una cosa che per me è importantissima, quindi la formazione del Napoli del primo tempo si conclude con Mazzocchi a destra, Anghissà Lobotka, quindi il potenziale centrocampo titolare, con Spinazzola che recupera, e in avanti Politano, Sdira e Kvara col 77, che è una bella conferma per me, perché partita vera, esattamente. Quindi il 77 confermato, a me piace come notizia. Lopo tiro fuori di sinistro, quindi una delle prime occasioni avviene anche sui piedi di Lobotka, che speriamo avere anche un po' più di iniziative, perché lo può fare, però abbiamo visto che insomma, con Lobotka il centrocampo gira un po' meglio, e quindi già qua abbiamo visto un inizio di simulazione di Napoli un po' più reale, un po' più vero. Lobotka benino, anch'essa ancora non mi è sembrato proprio sul pezzo, anche lui un po' macchinosetto. Spinazzola pressing, ok, Politano la perde. È successo molto spesso che il Napoli col pressing alto ha recuperato palla, però poi non ha sempre concluso l'azione, siamo dovuti tornare indietro, insomma, le gambe pesanti, le solite cose che si dicono, quindi Politano. Poi c'è un avversario, ci siamo scritti Malota, che c'è uno degli avversari, poi c'era Zemaili, c'era proprio Zemaili, c'era Fangai, mo? Il Fangai ha detto sì, ha annuito. E certo, Francesco, che mi dici che Kvara è in una posizione diversa rispetto all'anno scorso, sicuramente sì, perché è più centrale. I due sottopunta devono essere più trequartisti e meno sulla fascia. Benvenuto Simone, per tutti i nuovi abbonati ricordo sempre di contattarmi in privato @ValerioFluido su Telegram, così vi posso aggiungere. Benvenuto Simone, benvenuto a tutti. Molto fallosi rispetto ai nostri standard, questo è un altro spunto molto importante, Massimiliano, perché poi sono arrivati i cartellini gialli e devo segnalare, poi Ignazio, la partita di Ignazio, io ho scritto sono peggio del Mantova, e ci tengo a dire questa cosa qua, proprio per non esaltarci, perché sono amichevoli che vanno a salire, ma questa non doveva essere questa la squadra, doveva essere un'altra squadra, la Dama, i turchi, e invece sono i campioni in carica dell'Albania, molto sono arrivati con qualche contropiede fino in fondo, ma poi controllavano malissimo il pallone, proprio mancano di fondamentali, e quindi noi abbiamo avuto vita facile nel difendere, abbiamo concesso un calcio d'angolo o due, ma insomma per me l'Ignazia molto peggio del Mantova, ci tengo moltissimo, così non ci esaltiamo, pompieriamo e non diciamo cose, perché poi guardiamo le amichevoli degli altri, la Juventus che ha perso, la Roma che ha perso, il Milan che batte il Manchester City, allora questo è calcio vero o no? Sicuramente no. Però ci serve vedere delle cose per capire i movimenti e capire come Conte vede questi calciatori. E quindi Kvicia, dopo un tiro centrale degli Ignazia parato da Meret, Kvicia dà una bella gomitata. Io
lo sapete, la mia battaglia più grande è la battaglia sulle simulazioni e ci tengo tantissimo che anche i nostri non facciano simulazioni. Kvara prende un pestone, vero, non lo finge, però si butta a terra, si lamenta, l'arbitro guida che lo protegge, va bene, però non esagerare Kviscia, ci tengo tantissimo, ti bollano, ricordati che hai la maglia del Napoli, la maglia bianca del Napoli, molto elegante, ma ricordo, perché attenzione, ci tengo assai, facciamo attenzione perché già sapete cosa può succedere in Italia. Gomitata di reazione, di sbracciata, di protezione della palla, di mettersi a posto, quella gomitata che poi non c'è il VAR, non c'è niente, l'avversario si rialza, lo sgomma di sangue, 3 giornate, rosso diretto con il VAR, Kviscia salta 3 giornate. Attenzione, attenzione, non saremo protetti, attenzione. Quindi Conte, lamenti, grande urla, eccetera, eccetera. Attenzione Napoli, attenzione Napoli. Dopodiché, dopo questa gomitata, che poi la regia era di Lombardo, abbiamo saputo che anche la regia con i replay era di Nicola Lombardo, grandissimo nuovo ruolo per l'addetto stampa, per il head of communication del Napoli. Dopodiché un gol di Kvara tra quelli più belli del suo repertorio, il tiro un po' centrale, ma di sinistro a incrociare, però l'idea c'era, recupera lui il pallone alto, lo scarica dietro allo Lobotka e quindi fa l'elastico, pallone dietro, si butta nello spazio, Lobotka lo serve in profondità, Kviscia mette il pallone a terra col destro e qualcuno mi diceva, penso anche su Instagram, un gol che ricorda Totò di Natale, incrocia col sinistro, un gol bellissimo, bentornati entrambi, Kviscia e Lobotka, veramente meravigliosi. Dopodiché un tiro di Politano fuori e il gol di Politano di sinistro, di esterno che gira, poi non si vedono bene i replay, stanno a una telecamera, quindi non si vede se ci sono deviazioni, però un bel gol di Politano su un'iniziativa di Spinazzola sulla sinistra, pallone al centro, molti cross, ecco questa è un'altra novità ovviamente del Napoli di quest'anno, si lavora molto sulle fasce, ci saranno molti più cross, bisognerà riempire l'area e accompagnare con coraggio e con fiducia le azioni, perché se fai cross e non c'è nessuno dentro non succede niente. Il Napoli accompagna e dopo il cross spizzato, insomma, da parte di Spinazzola, viene spizzato al centro, arriva Di Lorenzo che appoggia a Politano che segna un bel gol. Poi Di Lorenzo è protagonista anche di un salvataggio, un cross loro, un salvataggio in extremis dove la mette in angolo. Scriviamo qua, che cos'è? Scriviamo cattiveria. Ah, la cattiveria agonistica che in realtà non è c'era la cattiveria agonistica, ma per me è scarsezza. Shedira, un tiro di Shedira che nelle movenze ritorna a somigliare a Petagnone, molto molto pesante, tiro di Shedira parato, e poi c'è scritto un retropassaggio, non ricordo questo retropassaggio di cosa si tratta, ma insomma, questo bene o male il primo tempo, dove segnaliamo Nathan sul pezzo che cerca di darsi da fare, che si butta anche in avanti, però molto molto macchinoso. E ad oggi, visto, guardate come l'abbiamo usata la fascia da capitano azzurro, è certo, perché un po' di azzurro ci deve stare. Ad oggi, visto anche il secondo tempo, metterei Marin a sinistra, capitemi, che Nathan, anzi, vabbè, poi dico quella cosa lì che poi nessuno è detto che sia d'accordo e potete essere in disaccordo con me, molto meglio Juan Jesus. Posso ripetere, rispetto al Nathan di oggi che abbiamo visto oggi, molto meglio Juan Jesus. Si può dire, lo so che non volete sentire, rispetto al Nathan di oggi che ho visto oggi, molto meglio Juan Jesus. La pulizia nel controllo del pallone, nell'appoggio facile. Poi stiamo parlando di senza avversari, perché senza avversari, molto meglio Juan Jesus. Con calma. Nel secondo tempo, la girandola delle sostituzioni, Caprile va in porta, Marin, Buongiorno e Juan Jesus, Zerbin sulla fascia destra con Iaccarino e Folonuscio
Quindi Folorunscio a destra e Iaccarino a sinistra nella coppia dei due centrali, quindi cominciamo a vedere Folorunscio vice Anghissà. Mario Rui sulla sinistra, molto nervoso, sempre molto nervoso Mario Rui, con la fascia di capitano azzurra. In avanti Ngong, Raspadori nella zona di Kvara, come abbiamo sempre detto, e Simeone. Che cos'è qua 78, amore? Non lo so. Ah, 78, bene, 78 è il numero che portava oggi Iaccarino, invece del suo numero classico che era il 31, stavo utilizzando. Sono numeri estivi, quindi lascia il tempo che trovo. Anche Iaccarino dovrà trovare una sistemazione, è un ragazzo molto interessante. È un leitmotiv di tutte i ritiri precampionato, si vede qualche giovane, c'è sempre il tifoso che dice ma questo è interessante? Sì, molto meglio non si può dire, nemmeno sotto tortura. Antonio Pianese, Juan Jesus, molto meglio di Nathan, lo ripeto, lo ripeterò, odiatemi, fate gli screenshot, fate i clip e poi al primo errore di Juan Jesus mi dite oi non si può, giustissimo. Le prestazioni singole, sempre le prestazioni singole. Oggi molto meglio Juan Jesus, ci tengo assai. Più il racconto del calcio si accanisce su qualcuno, più io divento obiettivo e puntiglioso, è molto meglio. Poi Juan Jesus sbaglierà e diremo che sbaglierà, ma oggi molto meglio Juan Jesus. Mi dispiace, devo ribadirlo. Quindi Iaccarino 78, gol di Simeone, passaggio di Zerbin, molto bello. Inserimento centrale, Zerbin cross rasoterra, Simeone parato, scatenato, galbanizzato, ha detto Alvino, dal gol. Dopodiché traversa di Ngong, il Napoli comincia a battere molti calci d'angolo, segnaliamo i calci d'angolo, Raspadori sui calci d'angolo e ci muoviamo bene, ci arriviamo, siamo abbastanza presenti fisicamente sui calci d'angolo in avanti e quindi un colpo di testa Ngong prende la traversa. Raspa fa un quasi gol salvato sulla linea, si è mosso benino Raspadori tra le linee, secondo me quella è proprio la zona sua, se non gli fai fare la seconda punta nel 3-5-2 che vi ho detto sottovoce nel video di 2 giorni fa, perché attenzione, ho letto e non lo so se è tutto vero perché ci dobbiamo fidare di chi poi su Twix riporta le notizie, che Conte ha provato anche Raspadori mezzala, quella mezzala offensiva nel 3-5-2 puro, non lo so perché non l'ho visto in prima persona, ma se fosse così, ecco che la ricerca di un centrocampo un pochino più folto e un pochino più forte qualitativamente, ecco che si spiega. Ragazzi, le idee di Conte sono tutte giuste, poi adesso si sta confrontando con la rosa e si deve rendere conto, proverà a fare qualche esperimento, proverà a inventarsi qualcosina, ma ci ha anche detto che si adatterà lui alle caratteristiche dei giocatori e cercherà di metterli, è un allenatore esperto, un allenatore che studia e che si aggiorna, quindi non ci aspettiamo follie, ci aspettiamo cose ragionate e con uno staff folto, insomma, dove discuteranno. Se è questa cosa di Raspadori, ritorniamo a un discorso che stava facendo proprio Rudy Garcia. Perché? Perché lo devi sfruttare, devi trovarlo uno spazio per uno perché hai pagato tanto. Già il flop Lindstrom è andato, adesso è arrivato l'Here We Go per Ostigard e quindi si stanno delineando anche delle uscite e quindi raspa quasi gol da sottopunta. E poi c'è questo non molla, mi sono scritto non molla, Mario Rui non molla. In realtà tutte le volte che Carlo Albino ha detto Mario Rui non molla, io ho visto Mario Rui fare il torello, cioè inseguire l'avversario un po' in affanno. Mario Rui devi trovarlo in condizione di non, devi metterlo in condizione, come fece Spalletti, di non soffrire poi le marcature, perché no, lo devi mettere solo in condizione di utilizzare il suo piedino. E quindi un po' di nervosismo, un po' lui deve essere ceduto, probabilmente stanno cercando una squadra. Mario Rui non molla, Mario Rui non molla, in realtà è lui che insegue gli avversari che se la passano e non riesce veramente ad intervenire troppo bene. Simeone di testa parato, Marin di testa fuori, anche lui, mi è piaciuto di più Marin rispetto all'altra uscita, poco, magari anche poco sollecitato, però mi è piaciuto un po' più pulito di Nathan in uscita e questo ci fa piacere perché poi sono soluzioni.
partita vera non gestire esattamente. Raspa tira gli angoli, ci siamo segnati. Il gol di Ngonghe arriva su assist, altro assist di Zervin. Mi sono segnato il nervoso Mario Rui. Poi ci sono dei gialli, ci siamo scritti che Foloruncio prende un giallo, che entra anche Caiuste a un certo punto al posto di Accarino, e mi sono scritto pure che a Caiuste anche lui deve cercare una squadra. Non uno, due assist di Zervin, assolutamente. Anche Buongiorno sfiora il gol su calcio d'angolo di testa. Marin prende anche lui un giallo, un po' una zuffa, interviene anche Conte, ovviamente essendo il Gatti spagnolo, Simone, è proprio così. Come si dice? Gatos, el gatitos, gato in spagnolo. Sì, è il gatos, i gatos, los gatos. È proprio lui, sono d'accordissimo, è proprio così. È intervenuto anche Conte a calmare un po' gli animi perché si stavano scaldando, è sempre un amichevole, non possiamo farci male. A un certo punto Ngonghe che perde il GPS tracking, ed essendo poi Lombardo in regia non è che fa vedere il replay di Marin che va a muso duro sull'avversario, quindi chi l'ha visto lo ha visto, chi non lo ha visto se l'è perso. Ecco il controllo delle cose tue, e quindi bene così. Dopodiché ho scritto una cosa, ho scritto Caiuste come scarso, ma questo non perché voglio giudicare, perché io mi sono ripromesso el gato singolare, los gatos plurale, perfetto lui, quindi los gatos perché sono gatti, Marino los gatos, e facciamo calcio, come si dice. E mi sono scritto Caiuste, e vi ripeto, non voglio giudicare il giocatore in assoluto, però dopo un anno e qualcosina, se Caiuste trovasse una squadra, ecco, arriva Brescianini, se arriva anche David Gilmour, ce la facciamo una solo. Chitarra elettrica, bel feeling anche con la palla. Probabilmente su Caiuste c'è stata un'allucinazione collettiva. Se già andiamo a guardare gli highlights di Caiuste, no? Dove abbiamo visto un giocatorino che diceva la sua così, se mettiamo a paragone gli highlights di Caiuste con gli highlights di Brescianini, già Brescianini qualcosina in più me la fa vedere. Poi dipende tutto da come pesa la maglia del Napoli addosso a questi giocatori, perché l'ho detto, Fabio Versatile, tu sei arrivato in ritardo e sei giustificato perché puoi fare sempre quello che vuoi a casa mia. L'ho detto la prima cosa che ho detto in live. Nathan quest'anno diventerà importante, ho grandi dubbi, caro Alessandro, grandissimi dubbi al riguardo, e ricordiamo che magari voglio capire chi so pigli magari Juan Jesus una squadra ma neopromossa può dargli un ruolo, e va benissimo, ti tieni Nathan, ma dobbiamo ancora valutare Olivera, perché noi abbiamo stabilito che Hermoso non è roba per noi, che il pacchetto dei difensori è completo, così ci ha detto il Napoli, a meno che non stiano scherzando con noi. Va benissimo, dobbiamo vedere Olivera a braccetto, perché in questo momento è quello che ci sta comunicando Conte con le sue prove. Adesso voi mi potete anche istigare e farmi delle domande, delle cose, perché c'è da parlare anche di mercato. Qualcuno mi stava chiedendo di Osimhen, ancora non c'è. No, qua è nervosismo, internet, sono calmissimo, no, è importante però, perché l'entusiasmo che c'è intorno a Conte è una cosa nuova. È importante tenere i piedi per terra, perché questa squadra non è molto dissimile dall'anno scorso. E vedere Di Lorenzo poi titolare a destra come braccetto, e vedere Mazzocchi lì che si alterna con Zerbin, non è quello che mi auspico per la stagione del Napoli. È difficile fare ancora molto mercato, perché devono uscire dei giocatori che sono entrati da poco, quindi è difficile. Però calma, la parola d'ordine che sento in giro è mi fido di Conte, fidiamoci di Conte, ma non diamo alibi a Conte. Questo è il mio punto di vista. Cioè, se Conte ti sta chiedendo dei giocatori, cerca di accontentarlo, facciamo lo sforzo, non fare il 29 che non diventa mai 31, perché altrimenti dai l'alibi, e io non voglio dare l'alibi a Conte,
non voglio dare rapide. Nessuno pensa alla difesa, buongiorno Rachmani di Lorenzo. Io avevo preventivato la possibilità che Buongiorno possa fare il braccetto di sinistro, essendo mancino, ed avendo anche una buona impostazione. Qualche lancio anche oggi l'ha fatto, sì. Rachmani non malissimo oggi da centrale. Ci fanno sapere gli addetti ai lavori, quelli che stanno là, che non convince tantissimo Rachmani. Rachmani probabilmente nell'idea iniziale era un braccetto di destra come faceva nel Verona, ma se gioca il capitano lì cambia tutto. Allora potrebbe essere poi il gioco delle coppie potrebbe essere molto fluido e quindi cambiare a seconda anche degli avversari. Quello da cui parto io, se arrivi da una situazione di superiorità tecnica, almeno sulla carta, ti puoi giocare la carta di Lorenzo braccetto che spinge e quindi essere un pochino più offensivo e quindi partire con un'idea quasi di due braccetti che sono due terzini, cioè di Lorenzo Olivera con Buongiorno al centro, due che tendono ad accompagnare l'azione, il che bene, se funzionano bene, anche perché Di Lorenzo meglio quando offende che non quando difende. Però ci saranno i momenti in cui il Napoli dovrà difendere e lì vediamo di più la difesa a 5, vediamo Spinazzola che si abbassa, abbiamo visto Mazzocchi che si abbassa, però voglio un po' più di qualità sulla destra se è possibile. Difficile, lo so che è difficile perché appena rientriamo poi a New York faremo bene la lista dei 17 più 4 più 4, che me la stanno chiedendo in tanti perché molti dicono compriamo questo, poi arriva Neres, va benissimo, però dobbiamo capire perché se va via Gaetano non si libera un posto, si libera un posto vivaio e quindi la lista dobbiamo ragionare sulla lista dei 17 e questa è la cosa più importante in sede di mercato, al di là di quelli che sono i dollari che uno si accende perché abbiamo i soldi noi così. Stiamo vedendo che altre squadre li spendono i soldi e si stanno muovendo sul mercato, quindi non siamo gli unici assolutamente. Diego, per quanto riguarda Rafa Marin, mi è piaciuto molto di più dell'altra volta, onestamente, mi è sembrato un pochino più tranquillo. Ho fatto lo scambio con Nathan, ti dico quello che ti ho detto di Rafa Marin l'altra volta, cioè un pochino in difficoltà, oggi ho visto Nathan un pochino in difficoltà, Nathan, mentre quello alluccava che andava tutto bene, che non ci ammazza alcuno, invece no, io ho visto un giocatore che se avesse avuto un avversario vero davanti ci saremmo fatti del male, invece Rafa Marini mi è sembrato un po' più in palla. Raspadori, allora fatemi vedere da giocatore alla Lautaro, sì esattamente Alessio, se Conte, vedi, è importante questa cosa, perché se Conte decide ogni tanto di provarlo, il 3-5-2, in questo momento sta provando però Raspadori in mezzala, non lo sta provando seconda punta. Perché? Perché abbiamo Kvara, quindi Kvara lo devi tenere più vicino alla porta possibile. Capisco la scelta. Sarebbe un peccato reinventarsi Kvara, mettere Kvara nel traffico della mezzala o fargli fare tutta la fascia, è un peccato, per uno spreco di talento. Quindi Kvara lo devi tenere vicino a Lukaku e Raspadori secondo me può fare benissimo la seconda punta intorno a Lukaku. In un 3-5-2 puro ancora meglio. Se riesce a fare la mezzala che tocca il pallone velocemente, che si inserisce, che arriva al tiro, bene Raspadori, perché lì abbiamo bisogno di un po' più di qualità e Napoli in questo momento, se chiude con Brescianini, quello è il tipo di giocatore. Non ha la qualità di Zielinski, non ha la qualità di Elmas, però è un giocatore che non disdegna gli inserimenti, il passaggio box to box da un'area all'altra e anche arrivare al tiro. Quindi il Napoli probabilmente sta cercando di creare una rosa che possa essere duttile e nel momento giusto cambiare anche pelle. Sono frasi fatte che abbiamo sentito un pochino con tutti gli allenatori, però stiamo parlando di un allenatore di cui ci si può fidare, di base, e quindi sotto questo punto di vista è una doppia possibilità. Raspadori mezzala, se è vero che l'ha provata così, o anche come seconda punta, quando e se, ma si parte da Kvara, e poi se passi al 3-5-2 perdi un po' di giocatori, perché poi in Gong lo devi reinventare ala, come abbiamo sentito, Politano lo perdi un pochino, questa è la situazione.
Folorunscio com'è andato? Benino, un po' costretto nel fare il mediano. Folorunscio è uno che secondo me vorrebbe andare. Un paio di volte l'ho visto proprio liberarsi e fare anche quasi il regista aggiunto insieme a Raccara e Iaccarino. Nel centrocampo a due si devono alternare sempre, sia Anghissa Lobotka che Folorunscio, in questo caso Iaccarino. Ti devi far vedere e prendere il pallone. Folorunscio lo ha fatto con grande volontà. E poi è uno che se lo liberi anche al tiro ti può dare soddisfazione, c'ha lo strappo, c'ha fisicità, non disdegna i contrasti e c'ha pure un buon tiro, quindi su Folorunscio secondo me speriamo che trovi parecchio spazio, e se Anghissà non performa come dovrebbe, secondo me lo troverà. L'unica uscita buona di tutta la partita è stata quella che ha portato al terzo gol, il resto non mi è piaciuto molto, l'uscita dal basso ripetitiva, penso in Serie A non te la fanno fare. Sì, teniamo presente questo, che per me questi erano un po' più scarsi del Mantova, questo senza dubbio. Contro squadre piccole riusciremo a crearci un po' di spazio ad attaccare o rischiamo di sbattere? Lo so che è presto, sì, hai ragione. Il Napoli sta cercando di allargare un pochino, questa è una novità, avendo i due quinti che poi sono quarti, quindi potremmo chiamarli anche i quartini di vino, e quindi arrivare un po' al cross, quindi evitare di sbattere centralmente, proprio come dicevi tu. C'hai i due trequartisti che si possono alternare, uno che va più vicino alla punta, uno che viene a rimorchio. Una cosa importante quando si faranno i cross, ed è proprio il gol che il Napoli subisce sistematicamente, e avere i giocatori a ridosso dell'area, non tutti dentro, no? Per la deviazione, per il tap-in, i giocatori a ridosso dell'area, quindi Spinazzoli è andato in fondo, magari Kvara ha tagliato sul primo palo, Lukaku sul secondo, un Gonghe o un Politano si deve mettere al limite dell'area, perché una respinta, una spizzatina sporca devi arrivare di tutta carrera e poter ribadire al tiro. Quindi ci sono modi di attaccare diversi anche con le squadre piazzate che ti aspettano col pullman, e temo che ce ne saranno tanti. Il bello del calcio che fa parlare anche incompetenti, Gennaro, sì, il calcio fa parlare tutti, veramente il bello del calcio è lo sport nazional popolare, quindi parlano tutti ed è giusto che sia così. I campioni di Albonia più scarsi del Mantova non credo proprio, sono convintissimo invece di quello che ho detto, lo ribadisco, non controllano il pallone neanche se glielo dai in mano, sono molto convinto di tutto questo. Il Mantova invece gioca a calcio, il Mantova gioca a calcio, non lo so se l'hai vista la partita, ma vattela a rivedere, palleggiano senza paura, si prendono dei rischi, controllano il pallone molto meglio di quelli dell'Albania. Stai proprio liscio su questo, perché hanno avuto delle occasioni ma non le controllano nemmeno la Lente. Questa è un'altra notizia dell'Atalanta. Golden Gong è alta classe. Brescianini non è un doppione di Folorunscio, Gilmour mi sembra più necessario. Lionel Messi, doppione di Folorunscio, caratteristiche che forse si possono assimilare, sai? Io di Brescianini non mi atteggio di conoscerlo vita durante, nel senso dentro e fuori. Io ho visto le partite fatte con noi, ho visto qualche highlights, le cose migliori di Brescianini sono probabilmente, se vai a fare un collage delle azioni di Folorunscio trovi cose simili anche per la voglia di andare al tiro e una discreta fisicità. Sì, però ti serve anche un altro così, che ha un pochino più di gol nelle gambe, perché Lobotka non ne ha, Anghissà non ne ha, e quindi almeno averne un altro non male. Mi chiedete di Meret, Gianluca, e che ti devo dire? Poco stimolato ovviamente dalla partita, c'è stato un calcio d'angolo dove si è buttato un po' a valanga in uscita alta, la parata facile ha fatto, poi ho visto poco altro, Napoli molto alto, quindi anche lui molto alto, e questa è stata la scelta, insomma, per non aggiungere probabilmente un altro affanno sul mercato. Ti tieni Meret, che alla fine può dare delle preoccupazioni, ma il problema del Napoli non era Meret e non lo è. C'è un portiere che può andare bene.
Gong è più a suo agio rispetto a Politano e Kshetira in versione Petagna, sì. Sì, sono d'accordo, è proprio così. E chissà se questo tentativo poi di mettere in Gong, che veramente dovremmo parlare col ragazzo, cioè hai voglia di diventare un esterno a tutta fascia o vuoi rimanere vicino alla porta? Per un attaccante, tu vuoi stare più vicino alla porta, però per esempio capito a Perisic, che più in là con la sua carriera, Conte lo ha preso, lo ha fatto diventare un terzino a tutti gli effetti e con profitto, e con grande profitto, vediamo se lo fa. Significherebbe togliere un trequartista dalla batteria e aggiungere un po' più di qualità poi sulla fascia. Caprile secondo sarebbe sprecato e Alessandro così è al momento. Ricordiamo che il Napoli sì, ha solamente la Coppa Italia, non ha altre coppe e la Coppa Italia vediamo quante partite riusciamo a fare. Un po' sprecato sì, però ricordiamo anche che Meret ogni tanto qualche acciacco lo prende e qualche partita te la lascia, quindi ci può stare come scelta. Si sta parlando bene di Nathan, confermi? Ti dico proprio il contrario, Fabrizio, oggi. Io ti dico proprio il contrario, ma può essere che ho visto tutta un'altra partita. Ho visto un difensore che oggi ha avuto grosse difficoltà di controllo del pallone, tanta voglia di andare avanti e di impressionare, anche di spingersi in avanti, però a livello di controllo di palla non ci siamo ancora e voglio sperare che sia solamente un problema di preparazione, quindi di pesantezza assoluta. L'ho visto molto più sciolto l'anno scorso, quindi non è oggi, cioè non è che oggi ti dico Nathan è scarsissimo anche tecnicamente, l'ho visto molto meglio l'anno scorso. Oggi, la mezza partita che ha fatto oggi, assolutamente non tra i miei preferiti. Un abbraccio da una calda Bristol, Mario. Ragazzi, i like sono pochi però, perché siete in 300, non c'erano like preventivi, ne vedo 223 e quindi dobbiamo arrivare a 350 like, vai. Non lasciano i like. C'ha ragione, quindi like. Allora, Ostigard out, sì, è arrivato lui Ruigo, Caiuste probabilmente, vediamo chi è interessato, si parlava anche di Fiorentino. Gaetano out, dicevano anche Mario Rui fuori, Brescianini Gilmour, è una sorpresa, vediamo. Agenda in ferie, lo so, Fabio, infatti male, cioè, agenda in ferie va benissimo, ma i like li possono lasciare. Che facci? Senza Meretti in campo vincevamo tutte le partite, non è vero, Angelo, purtroppo fosse così facile. Lo licenzi, metti Nikita Contini in porta, di cui si dice molto bene, e vinci, invece no. Il 3+2 non ha funzionato tantissimo, è sembrato un po' facile schermare Lobo, scarico. E secondo me là gli devi dare anche una mano tu, chissà, Prossimi acquisti, Phoenix si parla, si deve affondare su Brescianini. Si continua a parlare di Gilmour, ma pare che il Napoli debba alzare l'offerta. Però ripeto, devono prima uscire dei giocatori perché altrimenti non c'hai proprio lo spazio nelle liste e rischi di stare poi bloccato. È un secondo caso Dem, che devi prendere un giocatore che lo paghi e non lo puoi mettere nella lista dei 17. Quindi il Napoli qualcosa deve fare in uscita prima. Gilmour, quello dei Pink Floyd, esattamente. Uno dei bending più dolci della storia del rock, veramente meraviglioso. Diventa un mio pupillo, mi compro subito la maglia sua se arrivasse Gilmour, che è per caratteristiche sembra proprio un vice Lobotka. Politano gioca come se non lo pagassero. Se Zerbin esplode mercato da 10, spendere soldi per Gilmour sarebbe meglio puntare sugli Accarino. Fabio si dice tutti gli anni, ma alla fine nessuno punta sui giovani che hai. Dark Side of Aurelio. E il mercato che mi aspettavo, Vincenzo, io quando De Laurentiis sceglie Conte mi sono detto, secondo me De Laurentiis punta a rivalutare un pochino
la rosa tra quelli che hai confermato rispetto all'annata dello scudetto, perché tu dici su sei bravo, sei anche più bravo di Spalletti, quindi io non devo fare nessuna rivoluzione per te, tu sarai in grado di farmeli giocare di nuovo bene come è stato nell'anno dello scudetto. Io questo credo che sia quello che De Laurentiis fa e pensa nel momento in cui firma Conte. Poi è chiaro che Conte noi lo conosciamo, credo che anche De Laurentiis lo conosca, forse è presuntuoso dire lo conosciamo meglio di De Laurentiis, forse sì. Non posso seguire, la recuperi domani, Falanga, un abbraccio. Però Conte deve essere onesto, e lui ce l'ha detto, io entro, sento di essere un manager, quindi devo avere voce in capitolo, so di non poter intervenire sulla questione di Osimhen, ma per quanto riguarda Kvara, per un anno almeno non me lo devi toccare, anche per quanto riguarda Di Lorenzo, sono giocatori di affidabilità e quindi non lo devi toccare, altrimenti dobbiamo intervenire anche su quella zona lì. E poi avrà individuato 2 o 3 pedine dove ha detto Conte, onestamente neanch'io posso farci niente, questo è il materiale umano, se vuoi che ti garantisco l'arrivo, e quello è il quarto posto, che adesso deve essere l'obiettivo del Napoli, mi devi dare degli elementi un po' più performanti. E questo è quanto, quindi qualcosa in più si dovrà fare, qualcos'altro. È necessaria la cessione di Osimhen, se poi deve arrivare uno più vecchio di 10 anni, è necessaria perché non puoi far entrare, stiamo parlando di Lukaku, non è un segreto, ma non puoi far entrare un giocatore che comunque prenderà più soldi di tutti gli altri, perché seppure se lo dimezza Lukaku parliamo di 6 milioni e mezzo netti. Quindi è una spesa che tu con uno a contratto che ne prende 10 netti non puoi fare proprio, quindi appena esce uno può entrare l'altro e non prima. Speriamo, leggevo che c'è insomma, si deve parlare di una deadline entro la quale si deve fare tutto, qualcuno parlava del 31 luglio, vediamo, perché poi siamo agli sgoccioli, ancora non c'è quell'insistenza su Osimhen che tu dici è là, è fatta, here we go, sai quando arrivano i tweet uno dietro l'altro con pochi dettagli che non cambiano niente ma si affannano e quindi è fatta. Dobbiamo ancora capire se quello non vuole andare in Arabia, ragazzi, quello non ci vuole andare in Arabia, era convinto probabilmente di avere più offerte dalla Premier che non sono arrivate ancora, non sappiamo se arriveranno. Qualcuno ha parlato di Arsenal, di Chelsea, vediamo. E quelle sono le operazioni preferite da parte di Osimhen, che intanto non gioca perché lo stiamo preservando, e evitare di farlo infortunare perché poi diventerebbe una tragedia vera e propria. E quindi questo è quanto. Lui poi sblocca tutta una serie di cose. Negoziare con i francesi è difficile, ti sfiancano, Maurizio. Se parli del PSG, anche se col PSG il Napoli il rapporto ce l'ha, perché lì erano questioni di clausole molto più facili. Però hai venduto Fabian Ruiz, per esempio, quindi il rapporto esiste con il Napoli. La clausola no, la clausola ce la possiamo dimenticare. Il Napoli, vi ricordate che io nei video ho sempre detto vanno bene anche 35, scendevo sempre, no? Vanno bene anche 20 milioni, prendetevelo, non voglio arrivare a questo. Ma dimentichiamoci i 120, anche i 100, 90 milioni, benissimo, firmo, dove sta? 90 milioni si firma subito, togli i 10 milioni netti dal bilancio, li puoi riversare, si deve fare. I petroldollari, che buttano soldi a desca, è così. È proprio così. Ragazzi, io vi abbraccio, vi bacio. Torniamo in una situazione più di studio dove posso invitare anche gente, posso invitare Guido e facciamo le nostre live, i nostri video un pochino così. Ho dovuto fare questo passaggio in Italia veloce, ma vi bacio forte, lasciate i like finali, condividete le live con i vostri amici e state tuned perché ci sono delle novità su Azzurro Fluid che non potete proprio avere idea.
ma veramente, lo dico con tutta l'onestà del caso. È stato un piacere da parte mia, Antonio, quando mai per gli abbonati mi scrivessero in privato, perché sul gruppo non c'è fuso orario che tenga e si parla di tutto e le notizie arrivano prima, perché arrivano prima, abbiamo anche noi i nostri insiders, Achilles, e tutte le cose le sappiamo. Vi abbraccio, vi bacio. Da Napoli, Valerio Fluido è tutto. Come si chiude qua? Medaglia d'oro, eccetera, eccetera, sponsor ufficiale assolutamente no, ma devo andare a recuperare le magliette, altrimenti poi come si fa? Però perché, come dice De Laurentiis, io sono indipendente.